Il 28 dicembre è stato inaugurato l'ultimo tratto della Pedemontana. Sentiamo il commento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Sono 100 km, 94 km e mezzo di infrastruttura più 68 di opere complementari che sono visibili, sostanzialmente ridisegna il Veneto, ridisegna anche il nostro modo di percepire le distanze in Veneto. E Zaia torna a parlare delle tariffe dei pedaggi. Questa è l'infrastruttura tra le nuove autostrade in Italia che ha i pedaggi più bassi, allineate verso il basso. Dall'altro dovremo capire quali saranno i flussi di traffico. Oggi abbiamo 45.000 veicoli al giorno, avremo un incremento del 30-35% con l'apertura di questi 22 km e 300 metri, dopodiché col collegamento definitivo alla 4 capiremo quanto potremo limare sui pedaggi. Un'opera, commenta Zaia, veloce e attenta alla sostenibilità. È un esempio di efficienza, innanzitutto di sostenibilità e rispetto ambientale, un'opera al 70% in trincea, ma ricordiamolo fino in fondo, questa è un'opera che di fatto ha avuto un cantiere che è durato pochissimo, perché il vero cantiere è partito nel 2017, si è beccato 2 anni di Covid e dopo 6 anni possiamo dire che abbiamo realizzato 168 km di strade. Presente all'inaugurazione anche il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion. Grande soddisfazione per l'apertura dell'ultimo tratto della Pedemontana Veneta. È un'arteria che aspettavamo da tanti anni e che darà sicuramente di grandi benefici a tutto il territorio, alle imprese, ma anche alle persone che hanno opportunità di scegliere delle località di lavoro in maniera un po' più ampia. Il tema delle risorse umane è un tema importantissimo e questo sistema viario darà grandi opportunità. Per quanto riguarda il casello di Montecchio, fra qualche mese sarà operativo. E in questo momento, come detto anche dal Presidente Zaia, ci saranno delle valutazioni in merito per abbassare anche quelli che sono i costi per queste tratte. Auspichiamo che venga tenuta in considerazione la richiesta che abbiamo fatto di agevolare sia le imprese ma anche le persone che usufruiscono di questa arteria. Per quanto riguarda l'infrastruttura del nostro territorio, un altro tema cruciale è la Valdastico Nord. Auspichiamo che questa infrastruttura venga presa in considerazione perché sarebbe uno sbocco verso nord che manca al nostro territorio e che darebbe proprio una completezza di tutto il sistema viario di tutto il nord-est.